Sindaco, al via riprende di nuovo grazie a Mario Pardo un evento che ha caratterizzato per tanti anni l'estate agrigentina, un momento anche importante per San Leone che muove anche l'economia locale. Animazione commerciale e anche occasione di incontri, devo dire, perché questo rappresentano le fiere. E devo dire grazie a Mario Pardo che riprende questa tradizione che esisteva qua a San Leone. Talvolta tutte le cose che si fanno anche determinano forme di intolleranze di ordine varie, i parcheggi, però le iniziative vanno fatte, il resto si organizza e io devo dire grazie a lui, alla sua struttura, alla sua organizzazione per averla pensata e aver dato continuità a un progetto che ha una sua validità. In un tempo in cui sono i dati che non dà l'Istat ma danno organizzazione dei consumi, i consumi in Italia stanno partendo a macchia di leopardo. La cosa bella è che finalmente dopo tanti anni, questo lo dice l'ufficio studi della Conad, dopo tanti anni il Sud e in particolare la Sicilia parte. Mario Pardo, una iniziativa che ritorna dopo tanti anni, un'iniziativa che sta avendo un buon riscontro commerciale. Non è stato facile, insomma, abbiamo costruito un pool di persone che mi hanno aiutato tantissimo, tra cui Adriana Danile e Francesco Calamano, i miei collaboratori, che hanno consentito di riportare la fiera a San Leone in un momento di crisi che sembrerebbe stia per passare. Noi ci auguriamo che il pubblico risponda positivamente a questa nostra iniziativa nell'interesse di tutti. Una cosa vorrei segnalare, che questa fiera ha portato ad Agrigento diverse decine di espositori che provengono da fuori Agrigento e quindi verranno ospitate in strutture locali, quindi in qualche maniera, come si dice solitamente, si muoverà un po' comunque l'economia e io sono con una punta di orgoglio, insomma, mi fa piacere che tutto questo succeda. Dopo aver ringraziato i miei collaboratori volevo ringraziare non per piaggeria ma insomma, perché va fatto l'amministrazione comunale, gli uffici comunali che mi hanno assecondato e mi hanno consentito di poter arrivare al giorno in cui siamo oggi, e ringrazio il sindaco della sua presenza che per me è molto significativa e importante. Rosanna Di Stefano, ecco perché avete scelto di essere presenti a questo evento? Allora, noi intanto ringraziamo tutti, siamo onorati di essere stasera qui presenti a questa manifestazione di San Leone Expo e in particolar modo siamo qui per dare la possibilità a chi non ha potuto recarsi a Raffadali di degustare i nostri prodotti. Perché piace il vostro gelato? Allora, io credo innanzitutto il motivo principale è la materia prima che noi utilizziamo. Ovviamente utilizziamo il pistacchio di Raffadali, quindi è l'innovazione che abbiamo messo nell'utilizzare sempre le materie prime di qualità. Anche la tenuta Monreale Agnello ha deciso di partecipare a questa iniziativa e dare il suo contributo. Con quali prodotti? Noi qui siamo principalmente con i nostri due prodotti più importanti, che è il vino e l'olio, entrambi biologici, perché la nostra azienda è interamente convertita al biologico da 10 anni e ha puntato sulla valorizzazione del territorio, uno dei terroir più importanti della provincia di Agrigento, che insiste nel comune di Agrigento, Siculiana e parte di Rialmonte. La nostra gamma di prodotti va, oltre che all'olio e il vino, anche alle mandorle, le noci e le olive. Abbiamo sia come vini autoctoni il Nero d'Avola nell'ambito dei rossi e nell'ambito dei bianchi l'Inzolia, il Grillo, Catarratto e Zibibbo secco. Mentre per quello che riguarda invece i vitigni internazionali, di cui l'azienda si fregia appunto anche di poter offrire questa cosa, il Viognier leggermente frizzantino e la ulteriore cosa dei rossi, che sono il Merlot e il Syrah.